Eccoci qua, siamo ritornati insieme. Il tema era quello, volevo fare un po' capire il perché scegliere certi team anziché altri, oppure fai da te, dico vado da questo professionista, anche se da questo, mi affido a questo costruttore, insomma ci deve essere un po' una logica. La domanda che voi tante volte ci avete posto, ma come faccio a sapere di fidarmi di quello che mi sembra che vada bene, poi magari non è andato bene in passato, e allora l'architetto ci ha dato delle dritte importanti sulla base dei limiti in cui viviamo in ambiti limitati, fa salto la lottizzazione. Il costruttore ha detto noi cerchiamo di fare quel che si può fare nell'ambito di quello che è a disposizione, per cui attenzione, i miracoli non ci troviamo a Dubai, per intenderci, dove si può fare ancora tutto e di più. Chiedo a lei, perché il tema in realtà la riguarda molto da vicino, l'importanza dei serramenti della luce naturale, e quindi di capire che quello che voi proponete come azienda Malerba Infissi risponde a quelle che sono le aspettative del cliente e va bene per quel tipo di immobile di ristrutturazione. E quando parliamo di infissi si apre un mondo, perché tra l'altro mi sta particolarmente a cuore, perché ho discusso con diverse persone su queste questioni e ho scoperto che non c'è tantissima conoscenza, insomma, diciamo così. Quindi. Sì, allora buonasera a tutti i telespettatori. Allora, prima con l'architetto Job Strabitzer si parlava del concetto di fiducia nella progettazione, perché la casa probabilmente è un sogno da realizzare e quindi ci sono delle competenze da unire per creare fondamentalmente poi il benessere abitativo. Io voglio costruire la casa dei miei sogni e viverci bene, quindi per creare benessere abitativo bisogna avere intanto una conoscenza dello stato di fatto, c'è una conoscenza tecnica da unire, c'è una conoscenza estetica da unire per poi ottenere quello che è il prodotto casa. La fiducia è un elemento fondamentale alla base di ogni scelta che un committente fa per costruire casa. Poi ovviamente il tema di oggi è l'illuminazione naturale negli ambienti, fondamentale è appunto la scelta del serramento, ma prima di arrivare alla scelta del serramento è fondamentale l'architettura e la progettazione dell'architettura, per cui la forma dell'involucro, che poi in realtà andando in verticale in questo argomento è limitata all'otto, alla forma dell'otto, per cui ci sono sempre dei vincoli che poi determinano una scelta. Sulla scelta del serramento, che è quell'elemento che crea isolamento termico, crea sicurezza, crea luce, porta luce nell'ambiente interno, ovviamente le variabili da considerare sono altre, oltre appunto ai vincoli paesaggistici ci sono anche le scelte, lo stile che il committente vuole dare alla propria casa, se sono importanti se è importante l'isolamento acustico o l'isolamento termico, e in base a questo poi si fanno delle scelte, e se è importante abbinare il serramento all'arredamento, per cui il serramento sì, ovviamente è vincolato poi a sua volta all'ambiente in cui va installato, partendo dall'architettura e partendo poi dai vincoli dell'otto, per cui c'è veramente una catena di elementi che poi porta alla scelta del serramento. Quindi i serramenti non sono tutti uguali e non creano ambienti tutti uguali. Ecco, qua ci stiamo vedendo delle bellissime foto, peraltro, delle classiche case che molti dovrebbero avere, insomma, a parte chi magari ha gusti tradizionali, queste bellissime porte finestre a tutta ampiezza, a tutta luce, con queste visioni stupende, splendide, possono avere dei pro e dei contro. L'esempio, non so, prendiamo proprio calzante di questa abitazione, se ne vedono in giro, finestra da una parte, finestra dall'altra, tante volte viene da pensare, oppure anche questa, bello, stupendo, dipende da come è orientato, dipende da quanta aria passa da quella finestra. Certo. E dentro che allora, in particolare nella foto che i telespettatori stanno vedendo c'è sicuramente un'espressione di architettura, c'è sicuramente una grande vetrata che unisce l'ambiente interno all'ambiente esterno, ma nel contempo c'è anche un sistema di protezione della vetrata da quello che è l'energia solare, dalla luce solare, per cui... Cioè cosa vuol dire tradotto? Si vede ovviamente in modo importante l'ombra che protegge questa vetrata, per cui in realtà... Quindi il riflesso che fa il vetro sostanzialmente. Sì, esatto, ma poi anche nella pavimentazione si vede l'ombra del sistema oscurante. Ecco, è un elemento che protegge la vetrata
da quello che è l'energia solare, per cui una finestra completamente esposta al sole probabilmente nell'arco di tutto un anno, per cui da marzo fino ad ottobre, dove appunto c'è più caldo che freddo da gestire, questa è un'ottima scelta. Tante volte ci si concentra sull'isolamento termico, che è un parametro conosciuto dal grande pubblico, quindi la trasmittanza termica del serramento, e senza poi magari considerare l'esposizione che questa vetrata ha rispetto all'involucro edilizio, e senza considerare magari i sistemi di protezione solari che sono necessari per quel tipo di vetrata, per quel tipo di esposizione. Ecco, questi sono alcuni argomenti da sviscerare. Sistemi di protezione scelta. solare, questo è molto importante. Dite qualcosa, sì, beh, insomma, il tema di oggi è un tema difficile. Io mi metto dalla parte di chi sta costruendo casa oggi, e scegliere appunto l'architetto corretto, l'impresario corretto, il serramento più corretto, l'impianto più giusto diventa difficile, ed è proprio per questo che si è ideato questo gruppo anche qui, proprio per dare questa informazione e metterci proprio in prima linea dalla parte di chi sta costruendo. Adesso parlavamo di ombreggiamenti, di irraggiamento solare, di infissi. Oggi il mercato è sempre più pretenzioso, abbiamo i nostri tecnici che pretendono sempre di più sull'isolamento termico, chi va ad installare infissi sempre di più, ed è per questo che noi come azienda produttrice di isolamenti termici rispondiamo con un prodotto brevettato che va ad isolare il foro finestra e va a togliere tutti i ponti termici, nonché anche le difficoltà di posa in opera, anche perché oggi purtroppo la manualità viene sempre a meno e abbiamo sempre più bisogno di prodotti prefabbricati, ed è per questo che noi come azienda siamo sempre, appunto, anche con i robot. Adesso magari passerà qualche video per far capire, oggi noi siamo proprio dalla parte della progettazione dei tecnici, ma anche di chi va a attuare, chi va a fare realmente la casa, no? Quindi chi va ad installare l'impresa edile piuttosto che chi va ad installare l'infisso. Siamo qui a ideare, a mettere sul mercato e costruire proprio prodotti sempre più prefabbricati, atti a garantire situazioni termiche e acustiche di livello, garantendole non a parole ma proprio a numeri, quindi con prove, e appunto affacciarsi adesso sempre di più alla ristrutturazione, quindi alla ripresa di edifici storici, quindi a ricreare tutte queste facciate stile Liberty, facendo anche cornici leggere, isolanti, già pronte, rasate, per darle poi a chi andrà ad installarle, che siano facili ma durevoli nel tempo. E questa qui è una sfida che ci vede sempre presenti, no, sul mercato, proprio con architetti, tecnici, proprio per andare a soddisfare tutte queste bisogni che adesso abbiamo sulla parte di quindi coadiuvare questa. Esatto. Questo è importante, si unisce un po' al discorso dei serramenti, le vostre, è una collaborazione. Bravissimo, esatto. C'era anche il video della posa in opera di Shutterbox, che a stretto contatto progettuale si collabora con appunto Malerba, ma comunque con chi va a ideare il serramento, proprio per andare a studiare un prodotto su misura che vada a togliere tutte le problematiche del ponte termico, isolamento acustico, del foro finestra. Certo. Tornando al discorso, quindi vediamo il video, dopo vediamo se abbiamo qualche altra foto di serramenti che sono molto belli, e devo dire che anche tanto le foto delle case, abbiamo fatto vedere anche in passato quando facciamo vedere i serramenti eccetera, hanno molto colpito l'attenzione, perché è la cosa immediata, senza nulla togliere alla parte più tecnica di cui vi occupate voi, perché lì entriamo nel merito
della competenza, però esteticamente effettivamente è diverso, diciamo, è il software la vostra parte. Sì, noi andiamo Quindi, a studiare, a coronare i bisogni che il mercato ha. Cercare in qualche modo di aprire. Sempre il discorso serramenti, sono anche antisfondamento, perché sono queste grandi aperture, danno anche garanzie di sicurezza, ne abbiamo parlato poco, però in una casa, e dopo ne vorrò affrontare anche questo tema, perché visto che parliamo di aperture, di visibilità, eccetera, c'è anche la sicurezza. Danno garanzie di sicurezza? Allora, è un tema che può collegarsi a quello di oggi dell'illuminazione, per cui queste grandi vetrate, tutta altezza che compongono una parete, poi sono sicure, sono facili si entra da tutte le parti. Si entra da tutte le parti, cioè qual è l'effetto di questo tipo di serramento? Ovviamente viene scelta una stratigrafia del vetro idonea all'utilizzo e all'esposizione e per quanto riguarda invece il tema della sicurezza, anche qui c'è un sistema base che il serramento ha, e poi in base alla sensibilità della committenza, per esperienze regresse magari, negative, l'attenzione su questo tema si può sviluppare e quindi andare ad aumentare il grado di sicurezza del serramento, per cui di base il serramento viene classificato in laboratorio con delle classi di resistenza allo scasso e in base alla sensibilità del cliente, in base al budget, in base al tipo di serramento, poi si va ad implementare il grado di resistenza allo scasso del serramento. Perché diventa molto importante adesso. Certo, sì, assolutamente. È ovvio che non si può ambire ad avere una banca in una casa. Ci capita spessissimo di seguire dei clienti per la vendita della porta d'ingresso, dove magari sono disposti ad investire un po' di più nella sicurezza e poi magari in fianco a questa porta d'ingresso c'è una vecchia finestra, magari senza inferriata o senza nessuna sicurezza, per cui ci sono dei paradossi che devono trovare un equilibrio nella realtà delle cose, per cui certo sì, sicurezza, ma allora dobbiamo guardarci oltre al singolo prodotto. Ecco, certo, questo è il consiglio che noi diamo. Scusa Enrico, tanti ci chiamano e ci chiedono: qual è il serramento migliore da installare? E noi gli diciamo: noi siamo degli uomini produttori degli isolamenti termici, dovete contattare chi fa gli infissi. Ma questa domanda com'è che ha una risposta semplicissima, non c'è un serramento migliore, perché ovviamente come l'architetto progetta su misura la casa del cliente, gli spazi del cliente, anche noi costruiamo su misura una finestra, per cui appunto, come dicevo prima, se è importante la sicurezza, noi prestiamo con dei kit specifici, aumentiamo la sicurezza di una finestra base. Se invece è importante l'estetica, allora magari è più importante avere dei profili sottili per creare delle case moderne piuttosto che delle case classiche. Ma si riesce a combinare le due cose? Ovviamente poi alla fine si trova sempre un equilibrio nelle cose, cioè nella bilancia delle cose la sicurezza è importante, l'estetica è importante e poi si trova sempre la quadra. Ma sai perché sembra per rispondere anche a Scabocchini. Dopo arriviamo anche naturalmente a parlare con Raffaele Fantin, ma le dico una cosa, che tante persone ristrutturano la propria casa partendo dalle finestre, partendo dalle porte finestre, è una cosa sconvolgente, e sconvolgono il proprio immobile nella ristrutturazione. I progettisti, tra l'altro, che sono coinvolti, geometri o architetti che dir si voglia, restano allibiti da questo, ma partono dal serramento. Certo. Rendiamoci conto, più o meno, ma quello perché è un elemento di arredamento. Perché è un elemento che adesso diventa importante. Questo va a condizionare unitamente all'aspetto della sicurezza, che comunque è pari passo imprescindibile, perché ormai purtroppo viviamo in contesti tutto meno che sicuri. Anche la vostra progettazione della casa? Magari se vediamo abbiamo delle foto di case da mettere in onda. Sì, sicuramente. Perché è tutto bello, che sia ampio, che ci sia luce, che poi vedremo col discorso delle parti interne, di calore, coibentazione e tutto, però c'è anche questa cosa qui. Sono tutti aspetti da tenere in considerazione e tutti aspetti da approfondire, e soprattutto per la sensibilità, come diceva Alberto poco fa, della sensibilità del cliente, perché se il cliente ha una predisposizione ad avere molta sensibilità sulla sicurezza a livelli abbastanza elevati, ovviamente si cerca di prediligere questo aspetto, perché ovviamente costruire una casa, ci sono tantissimi aspetti, ma
molti di più di quelli che pensiamo quando ci addentriamo a fare Sì. questo percorso di costruzione, e noi abbiamo un compito fondamentale, che è quello di tenere un po' le redini e guidare per l'obiettivo. C'è il possibile, c'è l'impossibile. Per l'obiettivo finale, perché poi bisogna scontrarsi con la progettazione e con il budget che si è pensato all'inizio, perché il percorso è molto lungo, non è già la progettazione è molto articolata, ci sono moltissimi aspetti, quindi già dall'inizio si rischia di spostarsi da quello che si era pensato all'inizio, no? Sì. E quindi il nostro compito è fondamentale per cercare di far ragionare delle persone, ma non perché devono fare delle rinunce. Per esempio, un ruolo fondamentale sui serramenti ce l'ha anche l'impianto, perché i serramenti, che fanno parte del 25% delle dispersioni complessive dell'involucro edilizio, si riesce a correggerli con una buona progettazione, quindi le dispersioni con la progettazione si riesce a correggere una buona parte. Abbiamo una slide tra l'altro sul discorso delle dispersioni, poi sì, prego. come avevamo visto anche la foto prima con gli ombreggiamenti, certo. Quella era una pergola bioclimatica che si orientava con il sole, quindi quando era nelle stagioni che è possibile lasciava passare il sole, nelle stagioni invece dove bisognava risolvere il problema di caldo si chiudeva. Questo si corregge per una buona parte, però un grande lavoro sui serramenti lo fa anche l'impianto e la posizione dell'impianto, quindi dove andiamo a concentrare l'impianto, perché appunto è il punto più debole in assoluto dell'involucro edilizio. Le dispersioni e il punto più debole dell'involucro edilizio sono i serramenti. E qui ha un ruolo importante soprattutto, come dicevo, no, l'aspetto impiantistico, ma soprattutto che tipo di impianto andiamo a fare, sempre per rimanere all'interno di quell'obiettivo di risultato finale, che è una casa che deve essere una casa confortevole. Ecco, qui vediamo una cosa molto interessante, la vogliamo spiegare? Sì, ecco, in questa slide si può capire della dispersione complessiva del fabbricato. In questa slide si vede chiaramente le percentuali come sono divise. Fatto 100 la nostra bolletta, per semplificare molto, abbiamo una dispersione del 20-25% dal tetto, quindi dall'ultimo solaio. Quindi ecco che il cappotto non fa tutto, bisogna intervenire anche verso la copertura o nell'intercapedine fra la copertura e il solaio. Un 10-12% lo fa l'areazione. Come pensiamo di cambiare l'aria all'interno di questo fabbricato? Non è una cosa che si fa a caso, è un progetto di areazione dei nostri locali che va fatto. I serramenti hanno un 20-25%, quindi un ruolo molto importante, ma è importante anche perché la superficie del serramento è molto piccola rispetto alla superficie della muratura, quindi in quella porzione di involucro che riguarda il serramento bisogna stare molto attenti alle scelte progettuali che si fanno e al tipo di serramento che si va a scegliere, perché si ragiona in poca superficie, quindi anche l'attaccatura del serramento sulla muratura. Quello che diceva appunto. Esatto. Il raccordo serramento-muratura. La dispersione poi, per chiudere, controterra, anche lì è un 5-6%, perché la temperatura è sempre o minore o maggiore anche controterra, quindi va isolato anche il pavimento. Nelle pareti è l'altro 20-25%. Tanto anche complessivamente, comunque anche le pareti. Quando si parla di impianto, il 95% delle persone pensano al riscaldamento a pavimento, è giusto Raffaele? Sì, è proprio per questo che mi riferivo. E adesso infatti ci arriviamo un po'. Infatti volevo chiedere questo. Esatto, no, perché lui mi ha dato proprio Enrico Costruzioni ha dato l'assist, poi torniamo su questi temi. Arriviamo agli impianti a questo punto. Aggiungerei, prima, sì. così poi do l'assist a lui, sì. che è anche per tranquillizzare i telespettatori. Noi oggi confondiamo il serramento, cioè diamo al serramento un significato di fine, dimenticando che il serramento è solo un mezzo, che il fine del serramento è quello del controllo della luce naturale. Cosa significa questo? Significa che a causa anche di una forma del mercato e quindi della comunicazione di massa che anche l'architettura sta subendo in questi ultimi 5-6 anni, sembra che tu non possa ristrutturare una casa se non fai un serramento di 4 metri per 3.
È arrivato al ovviamente dunque, sempre nello puntuale. stile molto, come io dico, florida, no? Cioè, se noi guardiamo le architetture che sono sparse sì. nel territorio, gli edifici più che le architetture che sono sparse nel territorio veneto, vediamo che tendono ad avere sempre un approccio tipologico abbastanza simile l'uno con l'altro, molto lontano a quello che è il carattere tipologico delle nostre zone, perché bene o male noi siamo ruralità e quindi l'architettura rurale ha mantenuto nel tempo dei caratteri molto forti e ci troviamo sparsi queste casette e talvolta siamo così presi dalla questione del serramento e siamo così presi dal fatto che devo mettere questo serramento che noi pensiamo il serramento come un oggetto fine a se stesso, trascurando due aspetti fondamentali. Uno è l'apporto della luce naturale e quindi anche delle reazioni che si stabiliscono tra l'interno della casa che tu restauri e l'esterno. No? A noi ci è capitato di trovare un serramento di 6 metri quadrati che dava su una tangenziale, capito? Con 1 metro di giardino. Cioè voglio dire, c'è anche questa stortura del mercato edilizio che spesso ci rende schiavi di dover concorrere a fare delle cose, fino ad arrivare anche al totale errore di progettazione dei serramenti, cosa che su questo Fantin è bravissimo ad elencare, no? Che noi pur di fare un serramento perché l'architetto ha bisogno di esprimere il suo capriccio estetico, fai delle cose che sono contro ogni o come si dice in Veneto, non si fa ecosistemi, cioè totalmente fuori luogo con ovviamente dei grandissimi problemi che poi hai di gestione, perché poi anche questo è l'altro aspetto. I serramenti sono superficie fredda, per quanto tu la isoli rispetto alla parte opaca del muro, quello che volevo arrivare purtroppo. È sempre una dispersione, anche se oggi c'è la tecne, ovvero la tecnologia, tu puoi dominare la natura, ma non è assolutamente vero, perché poi quando con impiantisti seri fai 2 conti ti accorgi delle dispersioni nonostante i serramenti siano di elevatissimo livello. No? Quindi per concludere è proprio questo, quello che ci interessa a noi è il saper controllare la luce diurna. Questo talvolta ci basta anche un'apertura da una parte ben precisa per restituire all'interno del tuo luogo dove abiti un valore aggiunto. Non occorre fare la grande scenografia con il mega serramento stile Florida, no? Questa cultura noi l'abbiamo perduta. Sì, è vero, però questo stile Florida, queste case qui che un po' di anni che incominciano lentamente ad entrare, hanno bombardato le nostre menti, quello sì. Infatti noi non possiamo opporci, però quantomeno fare le cose con il grano salis, no? Assolutamente. Perché poi viviamo le contraddizioni che lui conosce benissimo. Esatto. Allora, torniamo su questi temi, stavolta invece entriamo nella casa e vediamo come rendere possibile tutto questo, quindi renderla vivibile alla luce di queste belle aperture, queste straordinarie anche finestrature che piacciono a tutti. Cioè, secondo me il committente parte dalla finestra con la finestra in mano e poi va dal costruttore, mi faccia il progetto con questa finestra e poi l'impiantista si arrangia. Parte da questo, lo dico ridendo, ma in realtà c'è molto fondo di realtà. Pubblicità, pochi secondi, restate sul canale 19, ci vediamo tra poco.